Out Casteltermini Ravanusa si giocano la permanenza nel campionato di promozione. Arbitro dell'incontro il signor Papaserio della sezione di Catania, squadra che stanno per fare il loro ingresso in campo in questo momento con i bambini della scuola calcio. Si gioca in un bel pomeriggio di sole, le nuvole dei giorni scorsi si sono già diradate. Squadre che guadagnano il terreno del Ferdinando Lombardo di Casteltermini, sfida play-out. I due capitani Andrea Di Salvo e Carmelo Argento per le due squadre. Di Salvo del Ravanusa, Argento del Casteltermini, il fischio dell'arbitro. Ora si va al sorteggio del campo e poi seguiremo tutto. Lombardo si aspetta la ola finale da parte dei giocatori di Angelo Vecchio. Sono andati tutti ad abbracciare il tecnico licatese, i giocatori del Casteltermini, molti dei quali arrivati il gol di Luca Buttice al 6° minuto di gioco, che ha salvato il Casteltermini. Casteltermini che salva la categoria. Casteltermini che oggi non poteva perdere perché aveva usufruito del ripescaggio. Ravanusa che lo può tentare, società gloriosa quella del Ravanusa, un campionato disgraziato per la squadra del presidente Dino Farrucci.